Giving thanks to my brains and the first two fingers. Tremendous cream, fucking power energy. Spit your face, drop with the red keys. Chopping holes, smoking line out the moves. Money holes and goals, all the bigger roads. A fool's pleasure, whatever. I had the fun with any treasure. So brains, I had the measure. Forever living better now. You saw the now. Drop top, we ends in the background. Tell your friends to get with my friends. We can be friends. Shit, we can do this every weekend, that's right. When I hurt you, yeah, keep running. Throw your hands in the air if you're a true player. Take the honey, get the money, paying because I didn't stop. We got the people in your worst things on strip the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Cioè qua non l'hanno scritto che sono titolari. Non l'hanno scritto che sono titolari qui. Ah, ha evidenziato, ok. Ah, vero, qua siccome hanno messo la X. Perché no, è dell'Union, ho cercato con l'anche rotto. Chiari. Big job. Talking, we taking
Benvenuti a tutti alla terza giornata del torneo delle regioni. Siamo qui per la partita Under 15 Friuli-Veneto. Con Penati in porta, poi Bottacin, Corso, Del Frate, Liva, Maniani, Tatani, Mina, Nani, Riondato e Tassan. Il Veneto si schiera con il numero 1, il portiere Pettenò, poi Adelini, Agnoletto, Ceccato, Furlan, Gerotto, Chiari, Mrele, Padovan, Presotto, Schienal. Ci troviamo al Totorusso di Aragona, una cittadina in provincia di Agrigento. Il Totorusso è lo stadio della SD Aragona, squadra che milita nel campionato di promozione. Siamo pronti per questa terza giornata in cui il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sono entrambe a 4 punti, quindi è una partita molto importante. Questa è l'ultima partita dei gironi. Il torneo delle regioni Benvenuti alla terza giornata del torneo delle regioni. Oggi siamo qui per la partita Under 15 Friuli Venezia Giulia Veneto. Per il Friuli Venezia Giulia Penati, Bottacin, Corso, Del Frate, Liva, Maniani, Tatani, Mina, Nani, Pascolo, Riondato e Tassan. Il Veneto con Pettenò, Adelini, Agnoletto, Ceccato, Furlan, Gerotto, Chiari, Murele, Padovan, Presotto e Scanal. Buon divertimento a tutti. le squadre stanno per entrare in campo, una commessa molto importante. Siamo alla 61esima edizione del torneo delle regioni. Quest'anno ospitato dal Comitato regionale della Sicilia della Lega Nazionale di Lottati. Le giocate si trovano ad Aragona, la cittadina in provincia di Agrigento. Lo stadio è lo stadio Totorusso, rinnovato qualche anno fa, ed è un campo molto speciale che quest'anno ha visto disputare un campionato di promozione da parte della squadra di casa, cioè l'Aragona, che si è salvata. Veneto e Friuli Venezia Giulia sono entrambi a 4 punti. Si tratta di un match decisamente importante. Il Veneto nella seconda giornata ha battuto il Trento per 4-1, mentre il Friuli ha pareggiato 0-0 contro il Bolzano. Nella prima giornata si sono affrontati il Bolzano e il Veneto, il Veneto ha pareggiato 1-1 e il Friuli Venezia Giulia invece è riuscito a battere il Trento per 0-1. Si tratta di una commessa che ospita i migliori talenti di tutta Italia, con centinaia di giovani accompagnati da famiglie e staff che sono arrivati in Sicilia. Sicilia è molto felice di ospitare questa manifestazione. Siamo pronti per il fischio d'inizio. Gli allenatori, l'allenatore del Veneto è Tosato, mentre del Friuli Venezia Giulia
abbiamo Denunzio. Tutto è quasi pronto per il fischio d'inizio. Il Friuli Venezia Giulia cerca di caricarsi con un cerchio. Adesso siamo pronti con il Friuli Venezia Giulia che batterà il calcio d'inizio. Friuli Venezia Giulia che attacca da sinistra verso destra. Batte il numero. Che va in mezzo per Nani, ancora Nani cerca di streggiarsi, non ci riesce, allora spazia il Veneto e di nuovo una nuova rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia. L'SD Aragona con il presidente Luigi Moreale è felice di ospitare questa manifestazione, molto importante ancora il numero 19 Cassan per Riondato, ancora dietro per il difensore il numero 15 Pascolo, ancora Riondato, cerca di metterlo in mezzo con un bel cross, prova la rovesciata, attenzione, liscia il numero 13 Mina, attenzione ancora il tiro di Mina, palla che va fuori, il Friuli sta attaccando con tutte le sue forze, parte subito fortissimo, vuole la vittoria di questo girone, ma i talenti sono di altissimo livello, essendo la rappresentativa di ogni regione d'Italia, quindi avremo la possibilità di vedere i migliori talenti che vi sono in Italia e chissà vedere in futuro a calcare palcoscenici decisamente importanti. Ancora Mina controlla la palla, bellissima giocata di Mina, incredibile, cerca di passarla a Bottacin che non ci riesce, allora ancora il Veneto cerca di ripartire con il numero 8 Furlan ancora cerca di andare via, ci riesce, fallo a favore del Veneto che cerca di respirare dopo un attacco forsennato da parte del Friuli Venezia Giulia che è partito fortissimo tentando subito di portarsi avanti. L'attesa della punizione da parte del Veneto che cerca di portarsi in avanti, cerca di attaccare, ancora il portiere Penati va avanti, il Veneto cerca di ripartire dal basso con un'azione guardioleggiante, possiamo dire. Palla in avanti per la punta. Allora ancora il Veneto spazza la palla il Friuli Venezia Giulia, fase molto confusa del match. E allora palla per il numero 6 del Frate che va avanti, ancora Mina cerca di andare via, ancora Mina con una tecnica sopraffina ma non riesce a passare. Si tratta di fallo da parte del numero 19 del Veneto Tassan e allora il Veneto tenterà di attaccare di nuovo con questa punizione a suo favore. Allora palla ancora a Pettenò, però il numero 9 non riesce a tenere la palla in campo, allora ci sarà una nuova rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia con Riondato incaricato della rimessa laterale, palla in avanti per l'esterno del Veneto il 14, ma la palla di nuovo di Pettenò. Allora il Veneto cerca di riassettarsi, cerca di capire il bandolo di questa matassa dopo un inizio molto difficile. Allora rinvia il portiere, palla in mezzo,
ma la prende il numero 6 del Frate, la spazza via, ancora il Veneto. Porta avanti palla il Friuli Venezia Giulia che cerca ancora di attaccare nelle corsie laterali, recupera il Veneto, ancora va via in maniera sontuosa, però recupera palla il Friuli. Attenzione, è un attacco, è fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Le squadre saranno molto stanche dato che si sono disputate ben 2 match in 2 giorni, quindi stanno dando il tutto per andare avanti in questa rassegna. Ancora Mina è il centro del gioco del Friuli, ma il Veneto riesce a recuperare benissimo, palla in avanti per Chiari, ma non riesce. Ancora recupera palla il Veneto con il numero 19 Schenal, ma recupera in maniera sontuosa, riondato. Ancora Dani va avanti, protegge palla il numero 19 Tassan, molto bravo il numero 3 Agnoletto, e quindi sarà una rimessa laterale a favore del Friuli, un calcio d'angolo a favore del Friuli Venezia Giulia, che tenderà con una palla attiva a sbloccare questo match ancora fermo sullo 0-0. Batte del Frate con la palla in mezzo, riesce a spazzarla via il Veneto, attenzione, vuole tentare il tiro ma non ci riesce, allora il numero 5 Corso, onde evitare qualsiasi problematica, è la palla che va fuori e quindi sarà rinvio dal fondo che batterà Petterò, il portiere del Veneto. Ancora nessuna grande occasione in questa partita, però combattutissima, entrambe le squadre sono a 4 punti, quindi va avanti il Veneto con la punta che cerca di difendere la palla, ancora il numero 13 Chiari non riesce a mantenere il possesso del pallone, in contrasto di gioco, e ancora la palla per Tassan, il numero 6 del Frate, scambio che viene fermato da parte del Veneto, va in maniera molto aggressiva Tassan, ma riesce il numero 19 Schenal, ma ancora la palla è recuperata da parte del Friuli e ancora il Veneto riesce a riconquistare il pallone e cerca di partire in contropiede, palla in avanti per il Veneto, scambio meraviglioso e allora arriva il numero 19 Schenal per il numero 13 Chiari la porta avanti per il Gerotto la mette in mezzo, palla di funzione, attenzione, scontro, cerca di rinviare il Friuli, la palla rimane in aria, scontro tra 2 giocatori, allora può ripartire Mina va via Mina sfonda linea, va avanti ancora, cerca di portarla avanti, ma un bellissimo contrasto da parte di Furlan che riconquista il pallone e allora il Veneto può ripartire con il portiere con un brivido. Allora adesso è solo il calciatore Gerotto va avanti, palla in avanti per la punta che cerca di scambiare, mantiene il possesso del pallone per il Veneto con Schenal la manda in avanti, mette in mezzo la palla, attenzione, riesce la difesa del Friuli Venezia Giulia ad evitare il tiro nello specchio della porta. Il Veneto va avanti, attenzione, la palla riesce ad andare di nuovo verso il Veneto, ribattuta dalla difesa del Friuli Venezia Giulia. Bravissimo il giocatore del Veneto a portare avanti la palla, attenzione, palla in mezzo per il numero 13 Chiari cerca di mantenere il possesso della palla, la dà a Schenal, incredibile giocata di Schenal, parte al tiro, la parata di Penati, bellissima azione da parte di Schenal, giovanissimo Veneto che proviene da Dolomiti, la società appartenenza dei Dolomiti,
Ancora il Veneto cerca di attaccare, adesso è una fase del match a favore del Veneto dopo, attenzione, bellissima giocata, gira per il numero 9 Gerotto, ancora, se ne va via Gerotto, bellissima giocata, la mette in mezzo, riesce a spazzarla ancora, va Mina non riesce a spazzare per il Friuli, adesso che conquista il pallone con il numero 5 Corso cerca di portarlo avanti, ancora Mina, ma è bravissimo il giocatore del Veneto a riconquistare la palla, attenzione ancora Mina, scambia, ma ecco che Schenal riesce a prendere di nuovo il pallone, attenzione, attacca in maniera forzata il Veneto, fallo e punizione al limite dell'area, molto interessante, viene ammonito il calciatore del Friuli Venezia Giulia. Fase del match molto combattuta, partita molto equilibrata, nella primissima parte è stato il Friuli Venezia Giulia a tentare l'assalto, adesso il Veneto tenta di sbloccare questo match fermo sullo 0-0. Bene raga, occhio! Sono presenti diversi tifosi, famiglie delle squadre per questa terza giornata in Sicilia, conosciuta per il suo sole. Purtroppo oggi non c'è, diciamo, una giornata bellissima, ma non può sempre esserci un sole che spacca le pietre qui. Poi sarà il luglio a darci il caldo tipico dei 40 gradi. Adesso posizione per il Veneto. La posizione è interessantissima, parte, ma la palla è controllata benissimo, è bloccata dal portiere del Friuli Penati, che adesso fa riassestare la sua squadra, vuole mantenere la calma il portiere del Friuli, pronto al rinvio, invia la palla per il numero 14 Nani ancora sul fondo linea, Nani, cross in mezzo, ribattuto, ma sarà rinvio dal fondo a favore del Veneto. Pettenò è pronto di nuovo a rinviare, costruisce dal basso con il rinvio, ancora per la punta che cerca di trovare Chiari, non ci riesce, anche se Chiari lotta, cerca di prendere il pallone, ma c'è il fallo da parte di Chiari che arriva dal Dolomiti. Squadra veneta, adesso ci sarà di nuovo il rinvio con la punizione a favore del Friuli Venezia Giulia, con il rinvio di Penati va a cercare Mina, ma prende la palla il Veneto, cerca di andare avanti, ma ci sarà, grazie all'ottimo rinvio di Maniani, la rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia, che cerca di portare avanti la palla, cercando Mina, che sembra essere il fulcro del gioco del Friuli Venezia Giulia, d'altronde ha dimostrato già in questa partita la sua tecnica sopraffina e il suo dribbling funambolico. Messa laterale a favore del Friuli che cerca di andare avanti, il Veneto recupera la palla, rinvio a cercare Chiari va avanti, riconquista la palla del Veneto, ancora palla avanti, combatte il numero 14, ma bravissima la difesa del Veneto a contrastare il numero 14 Nani. Adesso va via con il calcio d'angolo a favore del Friuli Venezia Giulia, con la palla inattiva che adesso sarà battuta da Del Frate, il giovane Mattia Del Frate che proviene dal Charleston Muzzane. Adesso batte il calcio d'angolo, palla in mezzo, bel cross, attenzione, a vuoto il portiere, ma è fallo a favore del
Veneto. Match molto confuso fino adesso, pochissime occasioni nitide. Veneto cerca di portare avanti la palla verso il numero 2 Adelini. Adelini ancora. Adelini. Dai Mamu! Per il Veneto che cerca di andare avanti con la palla per Gerotto. Gerotto scambia con Ceccato. Ceccato ancora. Bellissimo scambio ma non viene concluso. Ancora Gerotto, fulcro del gioco del Veneto, che gioca molto sulla posizione laterale. La palla è mantenuta in campo, ancora cross in mezzo. C'è il numero 8 Furlan. Bravissimo ancora il numero 3, parte il tiro! Deviato dalla difesa del Friuli. Alzato tentato dal Veneto, che dimostra le proprie qualità, però molto brava la difesa del Friuli a ribattere. Adesso il rinvio da parte del numero 1 friulano. Ancora la palla va verso la rimessa laterale di nuovo per il Friuli Venezia Giulia, rimessa che sarà battuta da Riondato. Dato batte la rimessa, cercherà di metterla in mezzo per Nani, ancora, ma rinvia ottimamente il difensore del Veneto. Dai Cecca! Dai raga, dai! Rinvio, la palla va a finire nelle braccia del difensore friulano, che rinvia ancora il numero 7, Ceccato, porta avanti la palla, Chiari per Ceccato, palla troppo lunga, bellissimo scambio tra i due giovanissimi che tentano con un fraseggio di segnare la prima rete, però si sta difendendo molto bene il Friuli. Ancora Penati, rinvia la palla, riesce a spazzare ancora, subito il numero 14 termina, attenzione, tiro, sarà nuovo calcio d'angolo a favore del Friuli Venezia Giulia. Ancora il Friuli Venezia Giulia batterà questo calcio d'angolo. Cross in mezzo, va ma viene spaziato ultimamente, parte il tiro, la palla va alta, buona occasione con un tiro da fuori da parte del Friuli. Adesso Petteno va avanti per le corsie laterali, il Veneto che cerca molto le corsie laterali, adesso cerca la palla centrale con il numero 2 Adelini, combatte Adelini, palla in mezzo per Ceccato, attenzione in aria Ceccato, riesce a destreggiarsi in maniera pazzesca, cross in mezzo, tranquillo un cross, ma veramente Ceccato con una giocata meravigliosa è riuscito a liberarsi, purtroppo per lui la conclusione non è andata a rete, non è riuscito neanche a trovare il compagno. Riparte dal basso il Friuli Venezia Giulia con il portiere Penati che cerca di portare avanti la palla ancora per il terzino sulle corsie laterali, fallo laterale a favore del Friuli Venezia Giulia, che tenta sempre sulle corsie laterali di scardinare la difesa del Veneto, entrambe le difese molto rocciose, qualche occasione sporadica, però nessuna delle due squadre è riuscita a penetrare le difese. Palla avanti ancora a cercare Ceccato, ma il Friuli
riesce a controllare ancora con il numero 3 Bottacin. Bottacin va avanti, attenzione, ancora Bottacin, vuole tirare, prova la porta, tiro molto bello da parte di Bottacin, però che non trova lo specchio della porta. Il Veneto è pronto a ripartire con il proprio portiere, sempre costruzione dal basso per Gerotto. Gerotto va avanti, non riesce a controllare il calciatore del Friuli, allora ancora Adalini, allora rimessa laterale con Gerotto che batterà tentando di trovare un suo compagno di squadra. Allora Gerotto cercherà la palla in mezzo, bravissimo Gerotto con la palla a disposizione, cross in mezzo, bel cross in mezzo, tenta la girata Adelini, non trova lo specchio della porta. Gerotto da Montebelluna sulle corsie esterne, uno dei calciatori che ha toccato di più il pallone, con la costruzione dal basso che tenta il Veneto, cerca di trovare sempre Gerotto che sta dimostrando di avere veramente un ottimo piede con degli ottimi cross sempre precisi, dimostrando il suo talento. Ancora il Veneto per Chiari che non riesce a trovare la palla. Schenal avanti per Chiari, Chiari tenta il dribbling, ancora riesce a dare la palla a Furlan, Furlan se ne va via, Furlan bravissimo per Ceccato, Ceccato, scambio ancora per Gerotto, Gerotto tenta uno scambio calciatore del Veneto, il numero 8 Furlan la dà e cerca di sfondare il Veneto, ma Mina riesce a prendere la palla, adesso riparte il Friuli Venezia Giulia rinviando, ma la palla rimane sempre a disposizione del Veneto che adesso in questa fase del match è in controllo con il Friuli che sta cercando di ripiatare e di difendersi. Adesso Schenal va per le corsie centrali, lasciato piuttosto libero, palla ancora per il Veneto ma Mina si sacrifica, allora va avanti il Friuli, fallo e giallo per il calciatore del Veneto, ammonizione per Schenal, troppo irruento nel suo intervento, scusate il gioco di parole. Adesso il Friuli batterà questa punizione del proprio lato del campo e cerca anche di rifiatare dopo diversi minuti in cui il Veneto ha tentato l'assalto. Le famiglie cercano di spingere proprio i propri beniamini. Palla in avanti per il Friuli, protezione palla da parte del calciatore che cade, però si rialza, Veneto riesce, prova a partire con il contropiede, attenzione Ceccato, punta, attenzione Ceccato, insiste troppo, perde la palla, attenzione Gerotto, molto bravo Gerotto, riparte il Veneto con parte dal basso, allora Pettenò rinvia cercando il proprio compagno, non ci riesce, allora Mina ancora con la palla, attenzione Mina, perde il pallone, adesso Schelan, palla in avanti per il Veneto ma la palla è sempre a disposizione del Friuli che però il numero 17 riondato, non si fida e rinvia la palla in rimessa laterale. Gerotto incaricato di questa rimessa laterale, tenta la palla ma Friuli riesce a combattere, attenzione ma il numero 2 Adelini riesce a conquistare un fallo laterale battuto sempre da Gerotto.
Girotto batte la rimessa per il numero 7 Ceccato, prova ad andare via, la mette in mezzo, colpisce però il suo compagno di squadra, Schenal. Dai, Prego. Bravo Gero, bravi raga, dai. Quindi rinvio dal fondo per il Friuli. Lo stadio si sta riempiendo di cittadini locali, ma anche di tantissimi genitori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per Aragona, un'occasione unica con diversi turisti che hanno visitato la città. Rinvio da parte del portiere del Friuli, ancora avanti con il passaggio sbagliato e intercettato dal Friuli Venezia Giulia. Ancora si tenta la palla verso Mina, sperando in una delle sue giocate. Gerotto è pronto a battere la rimessa laterale a favore della propria squadra. Palla in avanti, ancora con la rimessa laterale a favore del Veneto, con Gerotto incaricato. Si gioca sempre praticamente dalla parte di Gerotto. Fulcro del gioco del Veneto, ancora Gerotto, palla in avanti, scambio tra i calciatori veneti, il numero 14 Gabriele, rinvio al Friuli, intercetta il difensore in maniera ottima, palla in avanti, riesce a mantenere la palla in gioco, invece no. Sarà rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia con il proprio numero 17 Riondato. Ancora Riondato andrà con la rimessa laterale. Va avanti il Friuli ancora con il numero 19 Tassan, ma bravissimo Schenal che si oppone. Marca Paolo, marca! Allora Riondato, incaricato di questa rimessa laterale, tenterà la palla in mezzo per Nani. Ancora Nani cerca contro la palla, cerca di metterla in mezzo, ma ecco che conquista il calcio d'angolo, sempre incaricato del Frate, incaricato dei calci d'angolo, cercare di mettere una palla in mezzo per sbloccare questo match. Cross in mezzo, attenzione, è bellissimo, però riesce a rinviare il Veneto. Ancora del Prato, porta la palla avanti, cerca di conquistare un calcio d'angolo e ci riesce con un'ottima giocata. Ancora del Frate, giocatore del Muzzane. Batte del Frate con un ottimo cross, la parata del portiere Pettenò con il colpo di testa da parte del calciatore del Friuli Venezia Giulia. Ancora Pettenò rinvia, attenzione, Chiari, davanti il portiere Chiari, bravissimo il numero 15 Pascolo, con Chiari che ha avuto una grandissima occasione per poter sbloccare questo match, ma il numero 15 Pascolo del Friuli Venezia Giulia è riuscito a contrastarlo. Adesso calcio d'angolo a favore del Veneto, incaricato Muriele della battuta. Ecco il calcio d'angolo a favore della formazione veneta. L'arbitro dice qualcosina ai calciatori prima della battuta. Adesso dà il via. Palla in mezzo, ottimo cross, attenzione, gol da parte del Veneto con Agnoletto, ha segnato Agnoletto, il calciatore proveniente da Dolo, dalla società di Dolo, sblocca questo match con un gol che deriva da palla inattiva, ha segnato Agnoletto.
Veneto. Ha segnato il Veneto con Agnoletto, quindi si porta avanti la formazione veneta tra le gioie dei veneti che ho qui davanti. Adesso il Friuli tenterà di pareggiare questa partita. Ancora Mina, va via Mina, attenzione, Mina la mette in mezzo per Nani si perde il pallone, non riesce ad arrivare al pallone Mina. Veneto quindi si porta avanti, riesce a sbloccare questo match che era stato fino ad adesso molto equilibrato, ma la palla è inattiva con il gol di Agnoletto, gol per il difensore, in questo caso goleador. Palla in avanti ancora del Veneto che vorrebbe raddoppiare la partita con Ceccato non riesce a trovare il compagno, però riesce ad ottenere una rimessa laterale offensiva con il numero 15 Padovan incaricato della rimessa laterale. Adesso il numero 8 Furlan, cross in mezzo da parte del Veneto, con la palla va fuori. Adesso quindi rinvio per il Friuli Venezia Giulia. Attualmente il Veneto sarebbe primo in classifica con 7 punti, sarebbe qualificata alla fase successiva, avrebbe 4 gol nella difesa reti in positivo. Adesso Nani protegge palla, la palla per Mina, attenzione, cerca di attaccare in vie centrali, va verso l'esterno, riesce ad andare via, adesso tenta di mettere invece no, si ferma, la dà al limite, con il tiro, parata meravigliosa da parte di Pettenò, cross in mezzo, rinviato dal Veneto, una parata veramente bellissima di Pettenò, che si oppone al tiro del Friuli Venezia Giulia e riesce a mantenere il pareggio. E adesso si difende molto bene la formazione veneta, che con le unghie e con i denti è riuscita a mantenere il vantaggio, con Petteno che si è immolato e è riuscito a fare una parata straordinaria. Adesso è pronto, dopo aver salvato la propria squadra, a rinviare e a portare avanti il pallone. Rinvio di Pettenò, ancora il numero 8 Veneto Furlan, la palla è rinviata dal numero 10 Liva, sarà rimessa laterale a favore del Veneto con Mreule che batte questa rimessa laterale, attenzione, cross in mezzo per Chiari che liscia, ancora il Veneto, parte il tiro che però va Furlan, la palla però va sul fondo e quindi il Friuli con il proprio portiere Penati è pronto a rinviare. 1-0 per il Veneto dunque, che è riuscito a sbloccarla con Agnoletto, il difensore centrale, che ha sbloccato il match su una ribattuta sul calcio d'angolo. Ancora Mina, cerca di andare via Mina, riesce con uno scatto a mantenere il pallone e non riesce a conquistare il calcio d'angolo. Sarà quindi rinvio del fondo da parte della formazione veneta con Pettenò
protagonista di questa partita con una parata straordinaria, portiere che proviene da Dolo, dalla società di Dolo, che ha dimostrato le proprie qualità quest'oggi. Fase molto confusa, attenzione, il Veneto si affaccia in avanti con Gerotto, scambio per il difensore che cerca di rinviare, di trovare Chiari mantiene la palla, sovrapposizione di Gerotto la mette in mezzo e riesce a conquistare la rimessa laterale. No, finisce qui il primo tempo con il vantaggio da parte del Veneto che vince 1-0.
Siamo pronti per il secondo tempo di Friuli Venezia Giulia Veneto del torneo delle regioni, categoria Under 15. Ricordiamo che il Veneto sta vincendo 1-0. Recuperare un gol. Vale. Dai Mamu! Spostare una Fiat FD 950 HL, grazie. Attacca il Friuli Venezia Giulia, ma il Veneto riesce a destreggiarsi. Cerca di partire col contropiede, ma bravissimo il numero 5. Corso che recupera la palla ancora per Mina, bravissimo il numero 17 Presotto. Mina batte la rimessa laterale, Bravo Paolo! bravissimo Bravo! il Veneto a spazzare via il pallone con il colpo di testa in avanti. Siade! Adelini, palla in avanti per Ceccato, cross in mezzo, molto bello, riesce a rinviare il Friuli Venezia Giulia, ma riconquista la palla il numero 14 Murrede, parte il tiro, Gabri! la palla va in rimessa laterale, il Veneto ha voglia di raddoppiare, di fare la seconda rete e portare i 3 punti a casa e conquistare il primo posto nel girone B del torneo delle regioni Under 15. Ricordiamo che siamo ad Aragona, allo stadio Totò Russo, campo della SD Aragona, squadra di promozione, che quest'anno è riuscita a conquistare la salvezza. Rimessa laterale di nuovo a favore del Veneto, incaricato della battuta Padovan. Padovan la mette in mezzo con Ceccato che tenta di riconquistare la palla, attenzione il numero 19 Schenal. Porta avanti il pallone, parte il tiro, parata dell'estremo difensore Penati del Friuli Venezia Giulia, che porta in avanti il pallone con un rinvio, tentato di trovare Nani, colpo di testa da parte della difesa veneta che riesce a spazzare, attenzione ancora il numero 3 Bottaccini, Fermo Mamu! perde la palla, Fermo! Schenal protegge in maniera ottima il pallone, la palla va verso le corsie esterne, si va per vie centrali con il bellissimo colpo di tacco di Adelini, però la palla va verso il Friuli Venezia Giulia che riperde di nuovo il pallone, rinvio in avanti per il numero 8 Furlan, attenzione Furlan, il capitano, la cross in mezzo per Chiari la mette in mezzo, ma il Friuli riesce a difendersi in maniera ottima e cerca di ripartire il contropiede con il numero 19, attenzione Nani la va in avanti per Mina, bravissimo il numero 17 riondato, il numero 17 Presotto, che conquista anche un fallo e quindi si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Veneto. Presotto ha bisogno di soccorsi medici, arrivano dunque i delegati del Veneto. Ricordiamo che questa è la 61esima edizione del torneo delle regioni. Quest'anno la Sicilia ospita questo torneo, questa kermesse, una manifestazione molto importante con centinaia di calciatori provenienti da tutta Italia, la possibilità di vedere i migliori talenti presenti in Italia con diverse categorie. Questa è una partita di Under 15, ma seguiranno poi le partite di calcio femminile, Under 17 e Under poi in seguito 19. Ancora il soccorso medico per il calciatore Veneto. Il Veneto che con la vittoria conquisterebbe il primo posto nel girone. Ricordiamo che
a passare il turno sono le prime in classifica di ogni girone, le migliori 3 seconde classificate. Dai Giacomo! Quindi questa è una partita molto importante. Il Veneto con questa vittoria andrebbe a 7 punti, Friuli rimarrebbe a 4. Però ancora c'è tanto da giocare, ci sono diversi minuti del secondo tempo che è appena iniziato. Adesso esce dal campo Giacomo Presotto, calciatore di Liventina, arriva da Liventina, squadra veneta. Adesso il gioco può riprendere. Attualmente il Veneto è in 10 uomini, ma Presotto sta bene ed è pronto a tornare. Palla in avanti per il Veneto che cerca di attaccare. Palla per Chiari, punta all'uomo, Chiari, attenzione, cross in mezzo da parte del Veneto, palla per il numero 8 che strozza la palla da Furlan, da Mestre, cittadina veneta. Dai Davi! Ha quasi trovato il raddoppio, la palla però è stata troppo strozzata e dunque si ripartirà con un rinvio da parte del numero 1 Penati, del Friuli Venezia Giulia, palla in avanti, un rinvio a tentare di trovare la propria formazione offensiva, riesce a spazzare Presotto che si è ripreso alla grande. Fase confusa del match, attenzione, scambio tra i giocatori del Friuli Venezia Giulia, anticipa in maniera ottima Ceccato va avanti, scambia con il proprio compagno, adesso per vie centrali Schenal la dà a Chiari, cerca di puntare i propri avversari, Chiari si ferma adesso, va per vie centrali, tocca la palla all'arbitro e dunque si ripartirà a breve con la palla a favore del Venezia Giulia. Diciamo che i veneti sugli spalti non sono molto felici di questa decisione. Adesso fase molto confusa del match, diversi spazi per il Veneto che cerca di andare avanti con una bellissima palla per Adelini, ma la difesa del Friuli va molto bene, c'è il rinvio. Adesso siamo nelle fasi centrali del campo, il numero 15 Padovan porta la palla in avanti, ma il Friuli riesce ad andare avanti con il numero 8 del Veneto, riconquista la palla, di nuovo l'arbitro, ammonizione per il numero 3 Bottacin, che contesta l'arbitro per essersi messo in mezzo e dunque viene ammonito e adesso dovrà stare molto attento. Quindi palla a favore del Friuli Venezia Giulia che dovrà recuperare una rete per il Veneto segnato da Agnoletto, il difensore centrale, classe 2010. Ancora il Veneto si porta in avanti con il numero 13 Chiari per le corsie esterne, ancora il numero 19 Schenal. Apre per Padovan insiste sulla corsia laterale, la dà al suo compagno che tenta di liberarsi, ancora Schenal, cross in mezzo, ma la palla va sul fondo e dunque si ripartirà con un rinvio dal fondo a favore del Veneto, a favore del Friuli Venezia Giulia, scusate. Friuli Venezia Giulia che non sta facendo molto in questa fase del match, sta soffrendo molto la pressione del Veneto che cerca di portarsi sul 2-0 e mettere in cascina una vittoria importantissima che darebbe l'accesso alle fasi finali di questo torneo delle regioni. Rinvio da parte del portiere veneto. Ancora il Friuli Venezia Giulia, ma c'è il numero 2 Adelini che controlla la palla ma la perde. Adesso quindi Bottacin per Mina, attenzione, punta l'uomo, Mina, bellissimo passaggio a favore di Tassan al limite dell'area, Tassan sulle corsie esterne. Marca Palo! Ancora il Friuli Venezia Giulia tenta l'assalto per ritrovare un pareggio insperato. Mina perde la palla, molto bravo il calciatore Murele da Montebelluna.
che conquista il fallo e dunque il Veneto riesce un po' a respirare. Campo di Aragona di erbetta sintetica, riqualificato con un progetto e con dei lavori che sono durati diversi anni e che adesso accoglie il campionato di promozione della SD Aragona, formazione che con una scalata è riuscita ad arrivare in promozione partendo dalla terza categoria, campo di eccellenza scelto proprio dalla Lega Nazionale Dilettanti per questo torneo di rilevanza nazionale e che ci permette di vedere i migliori talenti presenti da tutta Italia. Riparte il Veneto con un rinvio per Adelini. Adelini controlla la palla, la mette in mezzo, cross pericolosissimo ma non ci arriva nessuno e dunque sarà rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia, che è pronto a ripartire. La palla per Mina ma che non riesce ad arrivare, intercettata dal calciatore del Veneto Furlan. Furlan insiste, adesso cerca di controllare la palla Maniani, ma Furlan riconquista la palla, la rimette in mezzo, spazzata via la difesa del Veneto che si difende molto bene, adesso rinvia, Solo Jack, arriva! cerca di rifiatare il Veneto, attenzione in pressing Nani, riconquista la palla il numero 7 del Veneto, Fabris, che è subentrato in questo secondo tempo. Adesso il forcing del Friuli Venezia Giulia che reclama un fallo, però la rimessa a favore del Veneto, pronto a ripartire per un'azione offensiva con Padovan. Ancora Padovan scambia con il proprio compagno, rinvio da parte di Munuele che apre sull'altra corsia per il solito Gerotto. Gerotto va avanti, la palla centrale per Adelini, Gerotto, va Gerotto, passaggio per Adelini, attenzione che cerca di andare tra le linee, palla per Chiari, Chiari se ne va via, Chiari, punta il gioco, Adelini strozza di nuovo il pallone, spreca un'occasione che praticamente era un rigore in movimento, rinvia adesso del portiere del Friuli Venezia Giulia, rinvia il Veneto, riesce a controllare la palla, Ceccato, ancora Chiari, punta, riesce a dribblare diversi calciatori, Chiari, azione straordinaria di Chiari, allarga per Furlan, attenzione Furlan, parte il tiro, ribattuto, ancora Furlan, insiste per Ceccato, parte il tiro, ribattuto, ancora Ceccato, incredibile, parte il Ceccato, mamma mia, incredibile, azione straordinaria di Ceccato che viene fermato all'ultimo, ma davvero complimenti, un'ottima giocata. Adesso il Veneto sta tentando il tutto per tutto per siglare il 2-0, ma il Friuli riesce a conquistare una rimessa laterale, tenta l'azione offensiva, ancora il numero 5 per uno scambio eccezionale con il proprio compagno di squadra. C'è la soluzione a porta del terzino, ma va ancora per vie centrali con Bottacin. Riesce a riconquistare la palla il Veneto, ma il Friuli riesce a contrastare in maniera ottima, adesso va via. Contrasto vincente di Furlan che manda la palla in fallo laterale. Va Maniani, pronto per la rimessa laterale, palla per Nani, tenta di punteggiare palla il numero 14 friulano che però si scontra con il Veneto. Adesso palla per vie centrali con Corso. Per il numero 7 Fabris poi parte il tiro ma è ribattuto, invio non riuscitissimo da parte del Veneto. Adesso riesce però a conquistare il fallo laterale a proprio favore.
cerca di ripiatare adesso il Veneto in vantaggio per 1-0. Ancora il numero 15 cerca di andare via, riesce a dosteggiarsi benissimo con la palla verso Adelini. Adelini per Chiari, attenzione Chiari mantiene il possesso della palla del Veneto adesso con Ceccato, sbaglia però, quindi è pronto a ripartire il Friuli con Mina. Adesso la palla per Bottaccin, scambia con Mina, Bottaccini, scambio riuscitissimo, adesso quindi va avanti il Bottaccini, palla per Nani, palla forse troppo lunga per Nani che però non riesce a mantenere il possesso della palla e dunque sarà rinvio da fondo a favore del Veneto, avanti per 1-0. Che ha tentato diverse volte il raddoppio con delle ottime occasioni che però non sono andate a buon fine. Adesso il Veneto va per vie laterali con il numero 15 Padovan che la mette in mezzo alla ricerca del proprio compagno, riesce a contrastare il Friuli ma la palla è ancora a disposizione del Veneto, rinvio. Il Friuli che cerca di ripiatare ma la palla è ancora per Padovan riesce a passarla al compagno che però la perde con Bottaccin che va verso Corso va verso Fabris, palla riconquistata dal Veneto, fase molto confusa adesso il numero 19 Schenal va col il tiro parato da Penati che rinvia il pallone e ricerca il compagno ma ancora il Veneto riesce a contrastare, scavalcato il numero 11 Maniani. Friuli si rifugia in rimessa laterale che sarà battuta dalla formazione veneta con il numero 15 Padovan incaricato della battuta. Se nel primo tempo si andava verso l'altra corsia, verso Gerotto, adesso protagonista assoluto del secondo tempo Padovan che rimette la palla in mezzo, ancora Padovan va verso il compagno con Mbrele, scambio tentato da Chiari controlla la palla, la mette in mezzo sul secondo palo, si destreggia il portiere di San Luigi Penati, classe 2010. E adesso ci sarà il calcio d'angolo a favore del Veneto con il numero 14 Munreule pronto a battere, cross in mezzo, attenzione, molto pericoloso. Chiari la dà a Ceccato, va via, parte il tiro, la blocca il portiere Penati. Ceccato protagonista assoluto di questa partita, il calciatore del Montebelluna. Ancora va il Veneto per vie centrali con il numero 5 Corso che riesce a far passare il pallone, bravissimo nel contrasto il numero 17 Veneto Presotto che sta disputando un'ottima gara così come tutta la difesa veneta con la formazione di mister Tosato che sta controllando in maniera ottima il match, si è portato avanti ancora il controllo della palla da parte del Veneto che si porta avanti, palla verso Chiari che combatte e commette fallo a favore del Friuli Venezia Giulia dunque che tenterà l'assalto nel corso di questo secondo tempo dato che perde 1-0 e dunque adesso è secondo in classifica nel girone B che si gioca nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna
Oggi ci troviamo in provincia di Agrigento, ad Aragona. Managgero! Sto ospitando un ottimo match tra la formazione Under 15. Ancora in avanti il Veneto con la posizione della palla da parte di Adelini. Adelini cerca di andare via, riesce a contrastare la formazione friulana. Dai Mamu! Dai Mamu! Adesso controlla la palla il numero 14 Murele. Ancora per Adelini. Adelini tenta il cross in mezzo. Nella terra di nessuno attacca il secondo palo. Dai Mamu! Dai! E di conseguenza la palla è a favore del Friuli Venezia Giulia, che sta attaccando decisamente poco nel corso del secondo tempo. Adesso è pronto il cambio del Friuli Venezia Giulia. Esce il numero 6 del Frate, entra il numero 9 Floreani. Tenta l'assalto adesso il Friuli Venezia Giulia, che per recuperare questo match deve mettere un attaccante. Questa è la scelta di mister Denuzzo, che tenta di riprendere questo match. Fino adesso non una prestazione ottima del Friuli, che però adesso tenterà il tutto per tutto. Ancora Nani fa sportellate e riesce a conquistare nella rimessa laterale a favore della propria squadra. Ancora Maniani, avanti, riesce a proteggere la palla il numero 3 Agnoletto, marcatore di quest'oggi, ragazzo che proviene dalla società Dolo, classe 2010, che sta disputando sicuramente un ottimo match con un'ottima prestazione in fase difensiva e soprattutto il gol del vantaggio per questa terza giornata del torneo delle regioni, categoria Under 15. Rinvio da parte del Veneto, palla centrale con il numero 3 Bottaccin che difende palla, riesce ad andare via, palla avanti però intercettata dal numero 15 Padovan. Ancora il numero 18 Romeo, ancora Chiari, Mahmoud Chiari alla palla, la mette in mezzo, riesce a spazzare via la difesa del Friuli. Ancora il numero 15 Padovan intenta di andare via, bravissimo però Bottaccin con la palla in avanti, intercettata dal Veneto. Ancora il numero 19 Schenal, parte il tiro, ennesima parata di Penati, pressato adesso da Adelini, che però commette fallo e dunque sarà fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Pronto al rinvio Bottaccin, protagonista del Friuli Venezia Giulia, con un'ottima gara, sta lottando come non mai. Rinvio da parte del Veneto con il subentrato Romeo, che riesce a spazzare la palla ancora per vie centrali per il numero 19 Schenal, che la protegge. Romeo perde palla, anche Nani lo fa, si è perso uno scarpino il numero 19 Schenal, che adesso lo rimette sul suo piede e quindi si può ripartire con la palla a favore della formazione veneta, che sta controllando in maniera ottima il vantaggio e sta tentando di portarsi sul 2-0. Secondo tempo dominato da parte della formazione di mister Tosato, che cerca di portarsi di nuovo in attacco con il numero 14 Murele per Gerotto, molto cercato in questo match, che cerca di andare avanti con la spinta, che però viene contrastata dal subentrato del Friuli Floreani, classe 2010. Adesso rimessa laterale battuta da Gerotto per Schenal. Ancora Schenal protegge palla, tenta il colpo di tacco e conquista la rimessa laterale. Veneto che si affaccia ancora in fase offensiva, tenta ancora di raddoppiare il proprio vantaggio. Palla per Romeo, per il numero 14 Murele, lui che ha battuto il calcio d'angolo che ha portato al vantaggio. Ancora Gerotto va via la Schenal per il numero 15 Padovan scambia con il proprio compagno. Ancora il numero 2 Adelini per il compagno
Padovan. Adesso ancora il Veneto. Forte Cecca! Ceccato perde palla, ancora Bottaccin. Bottaccin cerca di portare la palla avanti, si va in avanti il Friuli Venezia Giulia che sta tentando il contropiede con il numero 19 che se la allunga troppo, tenta di non far uscire il pallone ma il Veneto va a sua volta in contropiede con la palla verso Adelini. Adelini fa sportellate ma l'arbitro fischia fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Giù Mamu, vai giù! Vai Adesso giù, Mamu! è una fase del match in cui entrambe le squadre stanno attaccando, Mamu! squadre molto aperte, campo molto combattuto. E allora il Friuli Venezia Giulia tenta l'assalto, ma adesso è una fase piuttosto confusa con la palla in aria. Mina viene colpita in faccia, tenta il sombreso il numero 18 Romeo. Attenzione, il numero 7 Ceccato perde palla, Bottaccin, ancora Romeo, fa sportellate, Ceccato va via. Bravissimo Ceccato che scambia adesso con il compagno Adelini. Adelini dà la palla per Chiari, attenzione parte Chiari con il tiro ribattuto. Ottimo lavoro della difesa friulana, adesso va Mina, riesce a destreggiarsi, attenzione Mina, attacca, va la palla centrale, troppo lunga però. E quindi la palla va a disposizione del portiere veneto Pettenò, protagonista di un'ottima parata nel corso del primo tempo, che è riuscita a difendere il vantaggio della propria squadra. Ancora il Veneto in fase offensiva nelle corsie laterali. Va Gerotto con la palla in mezzo, la palla è nella disponibilità ancora del Veneto con il subentrato Romeo che porta avanti il pallone, palla in vie centrali con il numero 19, attenzione Schenalla ha tentato il tiro, la palla è andata fuori. Ecco un'altra sostituzione per il Veneto, esce Chiari, protagonista di una buonissima prestazione, entra il numero 6 Camarà dalla società Montecchio, classe 2010. Bravo Mahmood, bravo, dai Mamadou, bravi, dai! I tifosi applaudono Chiari che ha disputato sicuramente un'ottima partita, perno offensivo della formazione veneta. Dai Mamadou, Adesso è pronto dai! ad entrare Camarà, Mamadou Camarà che prende la posizione. Adesso va il Friuli di nuovo con un altro rinvio, ancora colpo di testa per via centrale, Mina lotta, riesce a mandarla avanti, fischia fallo a favore del Friuli, l'arbitro tenta la battuta veloce che non arriva. Adesso va il numero 5 Corso Qua! Oh! butta la palla in mezzo, attenzione, palla in mezzo per Floreani, l'arbitro dice che non c'è nulla e si va avanti con il Veneto che cerca di andare avanti contropiede con Schenalla, attenzione, protegge palla, cerca di andare via da solo, combatte e perde la palla riconquistata dal Friuli Venezia Giulia che va ancora con le corsie laterali. Bravo Ceccato che riesce a contrastare l'offensiva, il contropiede del Friuli Venezia Giulia che adesso è pronto a battere la rimessa laterale, ancora per vie centrali con Bottaccini, fulcro di questa squadra, va avanti, riesce però il Veneto a contrastarlo, la Bottaccini lotta, va per le corsie laterali, palla in mezzo, sbaglia il passaggio però il Friuli Venezia Giulia, Gabriele con il passaggio verso il proprio portiere che rinvia, la palla va verso il centro, Romeo tenta di controllarla, riesce per il numero 15 Padovan che porta la palla avanti, ancora con Adelini che non riesce a raccogliere la disponibilità del pallone, allora ancora per vie centrali, ecco il subentrato Floreani per Bottaccin allarga e sbaglia però con la palla riconquistata da parte di Schenalla per Ceccato tenta il dribbling ma sbaglia, bravissimo Fabris che va con l'offensiva, Fabris la mette in mezzo per Nani, la palla però è troppo lunga e quindi ci sarà ennesimo rinvio dal fondo a favore del Veneto. Adesso con le forze fresche il Friuli sembra
avere più forze per tentare l'assalto, per tentare di riuscire ad agguantare un pareggio che fino adesso è sembrato sperato. Rinvia il portiere del Veneto con la posizione della palla da parte di Adelini. Adelini ancora va via, riesce a darla a Ceccato, Ceccato la sovrapposizione di Gerotto la mette in mezzo e la palla però va sul fondo. Adesso il Friuli tenta di partire con l'ennesima offensiva, ma c'è un cambio per il Friuli Venezia Giulia, entra il numero 2 Belletti, esce il numero 14 Nani. Ed ecco che è pronto a subentrare il numero 4 Calcinoni, esce il numero 15 Pascolo. Ulteriori forze fresche per il Friuli che sta tentando l'assalto per agguantare il pareggio. La palla è a disposizione del Friuli Venezia Giulia che tenterà un assalto offensivo. Il portiere Penati va col rinvio. Palla per Bottancin, fulcro di questa squadra. Ancora Bottancin, palla in avanti, forse troppo corta ma riesce ad andare via. Il numero 5 Costo con la palla in avanti, troppo lunga però. Ed ecco il rinvio da fondo a favore del Veneto. Sta tentando il tutto per tutto. Sicuramente il Friuli Venezia Giulia che ha avuto una grossissima occasione nel corso del primo tempo, nel corso del secondo tempo ha tentato con diversi treseggi e diverse palle lunghe, però nessuno di questi attacchi è andato a buon fine, quindi il Veneto è tuttora avanti grazie alla rete di Agnoletto, difensore centrale, proveniente da Dolo. Ancora avanti il Veneto con la palla in avanti, il Friuli riesce a riconquistare la palla, va in avanti il numero 2 subentrato, quindi forze fresche, il numero 2 Belletti da Trieste. L'arbitro ha qualcosa da dire all'attaccante del Veneto Adelini e al difensore friulano. Quindi si riparte con Maniani, palla in mezzo per Belletti che però viene contrastato, allora Ceccato con una giocata incredibile, passaggio d'esterno ancora per Adelini, colpo di tacco ancora per Ceccato, ma Bottacin è ovunque e riesce a contrastare i calciatori veneti. Un'ottima fraseggio, una bellissima giocata da parte dei calciatori veneti che fanno notare la propria qualità e la propria tecnica. D'altronde stiamo parlando di un torneo che ospita i migliori talenti, in questo caso under 15 di tutta Italia, con un'occasione unica per i siciliani di ospitare questa kermesse, di poter notare giocate come quelle che abbiamo visto pochi istanti fa. Ancora il Veneto cerca di attaccare con la palla verso Camarà, numero 6, protegge palla da Gerotto, riparte il tiro, protetta ancora da Penati con la sua sicurezza e manda avanti la palla per Bellatti, ma riesce Romeo a contrastare Mina a disposizione del pallone, cerca di andare via Mina che però viene contrastato ottimamente da Padovan. Ancora il Friuli, però l'arbitro ferma il gioco perché c'è un calciatore del Veneto a terra. Padovan è a terra, sta per rialzarsi, entra lo staff medico del Veneto a cercare di capire la situazione. I calciatori saranno giustamente molto stanchi, date le due partite precedenti che sono state giocate nel corso della giornata di ieri e dell'altro ieri. Dai raga! Adesso è pronta la sostituzione per il
per il Veneto, però riparte il gioco con Bottacin, ancora il Bravo, Friuli. ancora! Friuli è pronto per l'offensiva, adesso è tutto pronto per il cambio, esce proprio Padovan, Bravo, bravo! entra il numero 4 Aldofatto, Marco Aldofatto di Città di Massano. Ottima prestazione da parte di Padovan che sulle terzine esterne ha giocato molto bene. Cambio rimessa segnalato dall'arbitro, sbaglia il Friuli Giulia che dunque perde un'occasione per tentare di pareggiare la partita. Il Veneto adesso può gestirla con il subentrato Andofatto che è pronto con la rimessa. Dai! Ancora il Veneto, palla per Schenalle che riesce ad aprire per il solito Gerotto, punta, Gerotto ancora si lascia ingolosire dalla sua velocità e quindi perde palla con il solito Bottacin che la recupera e conquista fallo. E adesso dunque riparte il Friuli Venezia Giulia con la palla in avanti da parte del portiere che va verso Bellatti, ancora il numero 9 Floreani, Bellatti. Va Bellatti, la palla in mezzo e conquista un calcio d'angolo, un'ottima occasione su palla inattiva. Ricordiamo che proprio su palla inattiva è stato sbloccato il match con il gol di Agnoletto. Veneto vince 1-0 contro il Friuli Venezia Giulia ed è attualmente primo in classifica del girone B Under 19 del torneo delle regioni. Dai Simo! La 61esima edizione del torneo. Adesso è pronto il Friuli Venezia Giulia a battere la palla in mezzo, attenzione il numero 5 corso, tenta il tiro, però la palla va alla disponibilità ancora del Friuli Venezia Giulia con il cross in mezzo, attenzione Mina, palla in mezzo, palla in tiro, rete, ha segnato Magnani, ha pareggiato il Friuli, entra in campo tutta la squadra e festeggia, felicissimi i calciatori e tutto lo staff del Friuli Venezia Giulia che pareggia questa partita con la gioia, con il gol del numero 11 Magnani e protagonisti assoluti, difensori in questa partita. Siamo alla fase a gironi di questa manifestazione, dunque entrambe le squadre hanno 5 punti e tutto questo grazie a Magnani. Riparte il gioco, una partita che si fa ancora più aperta e ancora più avvincente. Adesso ritrova nuove forze dal punto di vista psicologico oltre che dal punto di vista di forze fresche arrivate in campo. Entrambe le squadre adesso sono a 5 punti. Fa il Veneto adesso che sbaglia però cercato, ancora va avanti il Friuli Venezia Giulia, adesso è una fase con un forcing da parte di entrambe le squadre. Per il Friuli Venezia Giulia ha ritrovato nuove forze, nuove energie per tentare addirittura di vincere questa partita dopo essere stato sotto fin dal primo tempo. Va avanti il Veneto con Camarà, è velocissimo Camarà, attenzione, riesce a metterlo in mezzo con Gasolini. Fischia fallo, l'arbitro a favore del Veneto, diversi ribaltamenti di fronte adesso in questa partita che si fa molto accesa anche negli spalti. Attenzione, il Venezia Giulia attacca Romeo, ma Mina perde palla, riesce a conquistare la palla Camara che la tiene in campo, sì, no, palla in fallo laterale a favore del Veneto. Ancora Adelini combatte ma perde palla e di nuovo rimessa laterale a favore del Venezia Giulia. Ancora Mina perde la palla, Bottacin, è finita 1-1 questa partita con
riesce a reazione che cazzo. Il Veneto adesso è prima in classifica.